Anche nel 2021 il settore della grande distribuzione alimentare ha continuato la sua crescita, influenzata dal crescente numero di prodotti da consumare a casa, viste le difficoltà ad accedere ai ristoranti. Un esempio su tutti sono i dati dell'Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar in Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Fatturato cresciuto dell'1,7%, pari a 2.474 miliardi, 905 dei quali registrati solo in Veneto. I dividendi non sono stati distribuiti ai soci. L'azienda li investirà in nuovi punti vendita nelle regioni storiche e in nuove aree. Noi siamo un'azienda commerciale, ma per noi gestire quotidianamente i nostri negozi significa avere una responsabilità sociale d'impresa che si ancora su principi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Noi stiamo lavorando ogni giorno tantissimo per cercare di migliorare il nostro profilo etico e generare valore per il territorio, per le persone che lo vivono, per le persone che lavorano nel nostro punto di vendita e soprattutto per la nostra azienda. 48 milioni di euro di investimenti in Veneto nel 2021 con 3 nuovi punti vendita e l'aumento del numero dei collaboratori che nella nostra regione è salito a 3.803. Tutto questo in un anno che gli amministratori definiscono complesso. Abbiamo avuto i primi costi, aumenti di costi energetici e ovviamente anche il primo aumento dal punto di vista dei prodotti commerciali, per esempio la carne ma anche il pesce purtroppo ha una riduzione dei consumi, hanno anche avuto dei aumenti molto importanti dal punto di vista dei costi, mentre ovviamente i prodotti di prima necessità stanno crescendo molto. Io spero che l'inflazione si calmerà e scenderà nell'ultimo semestre. Nel quinquennio 2022-2026 il gruppo debutterà in Lombardia, dove prevede di aprire 60 negozi per un investimento di 300 milioni.